Benvenuti a Non sono solo strade, il podcast che vi porta nel cuore di Milano attraverso i nomi incisi sulle targhe agli angoli delle strade. La strada che andremo a percorrere oggi è molto famosa. Siamo nel cuore di quella che oggi viene chiamata Chinatown, anche se per fortuna qualcuno si ostina a ricordare il suo vecchio nome, il Borgo degli Ortolani. In che via ci troviamo? Ovviamente Paolo Sarpi. Credo che questo sia proprio uno di quei casi che, sentendo questo nome, la maggior parte delle persone pensi alla strada e non a una persona. Chi era quindi Paolo Sarpi? Nato a Venezia nel 1552, è stato un personaggio davvero particolare. Un religioso appartenente all'ordine dei Servi di Maria, teologo, ma anche storico, matematico, fisico, letterato e scienziato. Insomma, non proprio l'ultimo arrivato. Lo studio di tutte queste discipline, che poi a dirla tutta ce ne sarebbero altre da aggiungere, ma rischieremo di fare un elenco, gli valsero il titolo di oracolo del secolo. Siamo però nel 1500 e il suo lavoro Storia del Concilio Tridentino viene messo all'indice. Non proprio una gran cosa visti i tempi, e come se ciò non bastasse, il nostro Paolo Sarpi fu un fermo oppositore del centralismo monarchico, della Chiesa Cattolica ovviamente, e ogni occasione era valida per difendere le prerogative della Repubblica Veneziana. Riassumendo, non faceva nulla per fare buona impressione al Papa, non c'è da che dire. Certo che anche Venezia ci metteva del suo per andare contro il Papa. Sono anni di scontri ed ogni motivo era buono per creare tensione. Tutto questo ovviamente porterà Venezia a essere colpita dall'interdetto papale e l'Inquisizione intimò a Sarpi di presentarsi a Roma per giustificare le molte cose, come dicevano loro, temerarie, calunniose, scandalose, sediziose, scismatiche, erronee ed eretiche contenute nei suoi scritti. Ovviamente Paolo Sarpi si rifiutò. Un rifiuto questo che non venne preso molto bene e sarà stato un caso l'attentato che subì da lì a poco? Le voci si rincorsero e qualche malpensante attribuì l'organizzazione di questo attentato proprio alla Chiesa romana che, guarda caso, negò ogni responsabilità. Con la mascella rotta e diverse ferite sul viso, il buon Paolo Sarpi continuò i suoi studi in una bella casa in piazza San Marco, messa a disposizione direttamente dal Senato veneziano. Si sa, quando si ha una bella testa e un pensiero preciso ci si trova a fare il tifo con i propri simili e guarda caso Sarpi era grande amico di Galileo. Di lui scrisse: «Verrà il giorno, e ne sono quasi certo, che gli uomini, da studi resi migliori, deploreranno la disgrazia di Galileo e l'ingiustizia resa a sì grande uomo». Anche se in sintesi, questa è la storia di Paolo Sarpi, il titolare della strada che percorriamo per andare a mangiare ravioli con la salsa di soia o per far aggiustare i nostri telefoni. Viva Chinatown, ovviamente, ma un po' di storia non guasta, non trovate?